Almanacco di bellezza. I misteri dell'almanacco con Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. 10 storie oscure, 10 segreti da scoprire, 10 casi di cronaca irrisolti. Sono i misteri tratti dall'Almanacco di bellezza, la rubrica quotidiana disponibile sui canali di Intesa San Paolo On Air. Buon ascolto! Verdù, siete stato riconosciuto colpevole. Avete nulla da dire prima che la sentenza venga emessa? Oui, monsieur, ne avrei. Se parliamo poi di massacri, non abbiamo autorevoli esempi. In tutto il mondo si fabbricano ordini sempre più perfetti per lo sterminio in massa della gente. E quante donne innocenti e bambini sono stati uccisi senza pietà. E magari in modo più scientifico. Come sterminatore sono un misero dilettante al confronto. Comunque, non voglio perdere la calma, poiché fra breve dovrò perdere la testa. Tuttavia, nell'atto di lasciare questa valle di lacrime, voglio dirvi soltanto a ben rivederci. 25 febbraio 1922, Monsieur Verdoux di Charlie Chaplin. Che fa rima con Barba Blu e con Landru. E con Landru, cioè il 25 febbraio del 1922, oggi, quindi 99 anni fa, viene decapitato dalla ghigliottina sulla pubblica piazza di Versailles Henri Désiré Landru, il Barba Blu francese, passato alla storia come omicida seriale ante litteram. E il criminale più simpatico e amato dal grande pubblico. È una storia pazzesca, cioè è una storia che a leggerla non ci credi. E trattato con simpatia anche a tutti quelli che poi hanno ripreso la vicenda, certo, da Chaplin a Chabrol, che manifestano un sentimento di vicinanza. È una storia talmente assurda che sembra quasi non sia vera, cioè devi rileggerla ogni volta, ristudiarla per renderti conto che è realmente accaduta. Noi abbiamo avuto in Italia un caso simile, la famosa saponificatrice di Correggio. La Leonarda Cianciulli. Ma se tu guardi le fotografie della Cianciulli fa paura ancora adesso, in fotografia. Diciamo che Landru è un po' più divertente, anche se la storia è una storia pazzesca, terribile, terrificante, agghiacciante. La sua vicenda è stata oggetto di interesse sotto il profilo giudiziario innanzitutto, perché non furono mai rinvenuti i cadaveri delle sue vittime. Parliamo di 10 donne e di un giovane ragazzo di 10 anni, figlio di una delle vittime. Criminologico, perché i tratti personologici e il modus operandi di questo personaggio sono del tutto insoliti, soprattutto per un tipo di reato come quello commesso da lui, che poi lui era un pluricriminale, dedito a tante attività criminose anche prima di diventare... Era un uomo dallo straordinario autocontrollo, sì. È quasi un ragioniere dell'omicidio, nella sua decisione, no? Nella sua rigida contabilità, nella costruzione dell'alibi perfetto. Solo che c'era sempre puzza di bruciato intorno a quella casa. Intorno a quella casa c'erano degli odori molto strani. Landru è stato analizzato, scandagliato, sezionato da tutti i punti di vista, narrativi, letterari, cinematografici, psicoanalitici. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Landru, che nasce nel 1869 in una famiglia parigina, piuttosto agiata tra l'altro, una famiglia che per gli standard dell'epoca si impegna per impartirgli una buona educazione, una buona istruzione, quindi non ci sono non c'è il movente ci sono i traumi, sì, le cose inaudite che di solito si trovano scavando nella vita di personaggi di questo tipo. Dietro a una rispettabile borghesia parigina si nascondeva Landru. Cioè, alunno diligente, frequenta l'istituto di ingegneria meccanica a Parigi, a un certo punto abbandona gli studi per la leva militare obbligatoria e inizia una carriera nell'esercito francese che lascerà dopo 4 anni con il grado di sergente. Qui iniziano i primi smottamenti, perché lui per la prima volta si trova a contatto con una società che evidentemente per lui è troppo veloce, che lui sente come una società ostile. Deve sostenere 2 nuclei familiari, ha messo incinta una donna che ha avuto una figlia e poi ha sposato un'altra donna che gli darà altri 4 figli, quindi ha avuto un figlio da sua cugina e 4 figli da una moglie.
Allora, la nascita di questi bambini gli procura una forte crisi innanzitutto economica, un dissesto proprio. Vedi a cosa può portare la mancanza di denaro. Stai pensando a me? No. E quindi lui cambia lavoro in continuazione, ne cambia 15 e poi inizia a entrare nel mondo delle truffe. Cioè, sembra veramente, siamo vicini. Anch'io ho cambiato 15 lavori. Inizia subito, devo dire, piuttosto geniale il personaggio, con una campagna pubblicitaria nazionale nella quale propone una bicicletta fabbricata da un'azienda di famiglie. Riceve una infinità di ordini e tanto denaro. Bene. E poi sparisce, cioè nessuno riceve la bicicletta. Vabbè. Cioè lui si faceva dare un acconto, una sorta Ma è un creativo del crimine. incomincia a entrare e a uscire dalle carceri francesi per frode però, mai per altri delitti, diciamo. Quindi lo beccano. Lo beccano. Nel 1906, dopo un tentativo di suicidio in carcere, viene dichiarato malato mentale lieve. Poi c'è un episodio decisivo nella sua vita, che è la morte della madre, 1910, e dopo solo 2 anni il suicidio del padre, che probabilmente era stato completamente debilitato non soltanto dalla morte della moglie, ma anche dal fatto che il figlio fosse evidentemente diventato un criminale. E quindi la sua strada è una strada segnata. In prigione inizia a inserire sotto falso nome alcuni annunci matrimoniali su dei giornali, piccoli giornali di provincia. Tu pensa a questo personaggio. E riesce a convincere una vedova di Lille a lasciargli una dote di 15.000 franchi, con i quali fugge dopo aver scontato la sua nuova pena. La truffa viene presto alla luce e solo le false generalità fornite gli permettono di evitare la condanna. E qui lui incomincia veramente a ingegnarsi. Tanto ormai non aveva più niente da perdere, la faccia l'aveva già persa. La faccia l'aveva già presa con l'intuito degno di un sociologo, di un economista. Che cosa fa lui? Studia prima la possibile vittima, fa una selezione. Certo. Chi è la vittima prescelta? E quindi incomincia ad avere proprio dei puntatori per dei valori economici, Sì. per età. Un'analisi di mercato. Cosa pazzesca. Il target di chi è il nostro target? Sai come si fa nelle... Sì. Parte da un presupposto. Gli uomini morti al fronte, c'era stata la Grande Guerra, lasciano delle vedove spesso con ingenti capitali che hanno bisogno di un marito. Sì. E incomincia serialmente. Non che fosse un bellone. No, non era un bell'uomo, però aveva un bel modo. Tra l'altro lui negli annunci che pubblica dice: cerca una donna, fa X, Y e Z che abbia questa dote, perché io ho questa dote, cioè che abbia pari dote alla mia. Lui in realtà non c'ha niente. Meraviglioso. Il punto è che poi incomincia a farle fuori e ne ammazza ben 10. Una sorta di Madoff delle vedove. 10. Solo che Madoff non le uccideva. Il punto qual è? Che pur essendo scaltrissimo e costruendo sempre degli alibi perfetti, non lasciando mai tracce, ha una debolezza che è un po' quella di Moriarty di Sherlock Holmes, cioè tiene un taccuino e lì scrive tutto. Ti beccano poi? E poi ci sono dei vicini di casa. Ho riflettuto, Celestine. Per 6 mesi. Sì. Ma ora vi chiedo di perdonarmi quella che avrete creduta forse un'incertezza, che invece non lo fu mai. Vi preparo una tazza di tè. Come tutto è bello qui da voi. Solo dei vecchi mobili. Oh sì, ma mi paiono molto belli. Chabrol del 1963 dimostra una certa simpatia. Tanto l'attore è stupendo. Sì, in qualche modo è un creativo in una situazione in cui migliaia di persone venivano mandate a morire. Quindi in fondo la tesi qual è? Lui cosa certo. faceva poi di male? Si approfittava della situazione. Un po' come Arsenico e Vecchi Merletti. Sì. Cioè lui presumibilmente strangola le sue vittime, le incenerisce usando il forno di casa, una casa isolata, affittata per le sue opere di seduzione. Essendo molto meticoloso, molto razionale, predispone tutti i preparativi anzitempo e poi non lascia nessuna traccia. Il problema qual è?
Il problema è che gli abitanti delle case vicine sono un po' insospettiti dai miasmi provenienti dal camino della villa in ogni stagione e quindi vengono reiterate le segnalazioni alla polizia locale e poi incominciano a sparire un certo numero di ragazze, di donne. L'insieme delle due cose, per una fortunosa concatenazione di circostanze, porta al riconoscimento di Landru da parte della sorella di una delle ragazze scomparse e all'arresto che avviene il 12 aprile del 1919. Gli viene sequestrato il taccuino, viene perquisita la villetta dove non si trova nulla se non dei resti di denti e qualche osso. Quindi lui affronta anche il processo con una certa baldanza, perché sostanzialmente davanti alla corte d'assisi dice, a Versailles, dice va bene, ma i cadaveri dove sarebbero se io... mostratemi questi cadaveri. Tanto ero un'abituata ad avere a che fare con le forze dell'ordine perché era già stato più volte in galera, quindi... È un uomo elegante, è socievole. Sembra il silenzio degli innocenti questa vicenda. Sì, anche perché... È uno psycho killer. È uno psycho killer. La cosa assurda è che lui si guadagna anche una certa simpatia popolare. Sì. Questo è veramente... Beh, perché c'era in quel momento una sorta di rabbia popolare verso il potere. In qualche modo lui era un Robin Hood perché lo faceva per denaro. Sì, ma poi non credono al fatto che un omino apparentemente così innocuo possa aver ucciso 10 donne ed un bambino. Ecco, poi diciamo ci sono anche dei fattori esterni che concorrono con la benevolenza che in fondo l'opinione pubblica gli porta. Che serviva a distogliere l'attenzione da cose più importanti. Dai trattati, perché quelli sono i momenti in cui Clemenceau sta firmando gli accordi di pace, che sono degli accordi di pace sofferti. Si pensa che lui sia la vittima per distrarre il popolo. Lui ha un ottimo avvocato, un avvocato importantissimo, cioè un deputato del Parlamento, un deputato socialista del Parlamento. Un eroe della lotta contro il tedesco. Moro Giafferi, sì. O Giafferi. Giafferi. E quindi era uno che aveva lottato contro i tedeschi. Questo riesce ancora di più a garantirgli una certa benevolenza. Ma dopo la ringa di Giafferi tutti pensano che lui possa essere assolto. E invece... i giurati non si fanno conquistare da Landru, perché la condanna è una condanna esemplare, durissima, sì. È la condanna a morte. Nonostante, tra l'altro, l'assenza di prove risolutive, e nonostante lui non abbia mai confessato, lui chiede la grazia, che non viene accettata, e quindi il 30 novembre del 1921 lui viene condannato a morte, e la sentenza viene appunto eseguita il 25 febbraio di 99 anni fa nel cortile della prigione di Saint-Pierre a Versailles, dove viene allestito il patibolo per decapitazione. Sai che c'è la testa mummificata di Landru, lo sapevi? Interessante. Ma dovremmo andarla a vedere. È al Museo della Morte di Hollywood, mentre in un museo a Parigi, non so quale, devo dire, dobbiamo indagare, però mi ricordo di aver visto, non mi ricordo dove, il taccuino. Gli appunti. Gli appunti dove segnava tutto. Ricordiamo anche che il film di Chaplin, Messier Verdoux, che è un film irresistibile in realtà, dove Chaplin arriva a delle vette assolute, ebbe un enorme insuccesso, fu boicottato proprio perché Chaplin aveva anche lui una sorta di vicinanza, di simpatia per questo Landru. Un eroe negativo, una sorta di Joker, dove il personaggio negativo alla fine diventa più simpatico e più interessante. Beh, io credo che dopo averne parlato valga la pena andarsi a rivedere sia Chabrol che Chaplin. Sì, se li riuscite a trovare, perché sono entrambi molto difficili. E invece direi che potremmo desistere dai foschi propositi dell'inizio di questa seconda parte, quando tu sostanzialmente hai insinuato nel pubblico che io possa fare la fine di Landru. Cioè io ho visto che quando parlavo dei figli, della precarietà, mi hai guardato con una certa... Excusatio non petita. No, non lo so Leonardo, se questa coppia si deve rompere, facciamolo, diciamolo. Tutte le puntate di Almanacco di Bellezza sono disponibili in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast di Intesa San Paolo On Air. Vi aspettiamo all'Almanacco di Bellezza!